Marchese, il piano energetico regionale, consigliere, a che punto è? Non c'è. Non c'è. Non esiste un piano energetico della Regione del Veneto. Esiste un'indicazione di massima nel piano di sviluppo regionale del 97, esiste una relazione fatta nel piano operativo regionale, quello che sostanzialmente poi dice come si spenderanno le risorse dal 2007 al 2013 per la Regione del Veneto, per le energie da fonti rinnovabili, per le misure energetiche sono previsti 2007-2013 circa 67 milioni di euro da elargire all'imprenditoria e per il miglioramento della nostra qualità energetica, sia sul fronte risparmio sia sul fronte energie rinnovabili, ma noi siamo privi di un piano regionale energetico. Questo la dice lunga anche sul fatto che sull'energia, specie sulle multi-utility, non si sia riuscito a creare l'aggregazione veneta per poi guardare un po' più in là. Poi c'è il gas a Treviso, c'è il petrolio a Treviso, non lo so, c'è sicuramente il gas in Adriatico, ma sappiamo che il prelievo del gas in Adriatico significa un abbassamento di quelle che sono le nostre coste. Che è bene, però i croati l'abbassano, ma lo prelevano i croati. Ma che è bene ricordare che dal Po fino al tagliamento tutte le nostre coste stanno sotto il livello del mare, media 4, anche 3-4 metri nella provincia di Rovigo, nella foce del Delta, fino ad arrivare nel tagliamento a meno 0,8, meno 1 metro. L'erosione delle nostre coste lo sta qui a dimostrare a ogni mareggiata. Penso che Renzo Riva tu non sia d'accordo su questa posizione, perché so che i croati estraggono il gas. Mi ricordo di averne parlato in una trasmissione con te, di aver lanciato l'idea che si potrebbe estrarre il gas e pompare dentro qualcos'altro, in maniera di mantenere, queste sono cose che le propongono anche persino i Verdi, di sequestrare la CO2 sottoterra. A questo punto qua, se vogliono non siamo su una marea di gas noi, adesso scopriamo che abbiamo anche il petrolio e c'è un forte movimento a favore delle centrali fotovoltaiche. Ebbene, ha fatto la Regione Veneto, Dario Bond, per le centrali fotovoltaiche a dare contributi, mi pare di capire, come ha detto Marchese. Sì, però ha ragione. Dobbiamo ancora predisporre i bandi e le misure, noi siamo fermi al fatto di dire abbiamo 67 milioni di euro, dobbiamo ancora decidere come devono essere fatti i bandi, a chi devono essere dati, come, su quali misure. 67 milioni di euro trovati. 67 milioni di euro, no, sono quelli che ci dà la Comunità Europea assieme ai contributi dello Stato e quelli che mette la Regione. Ma Dario Bond. Ha detto bene Giampiero Marchese, a noi manca un piano energetico regionale, ma mi sembra che manchi da tanto tempo, sono 10 anni, io non sono arrivato da tanto tempo qui in Consiglio regionale, però sono 10 anni che se ne parla. Oggi, proprio per sapevo di venire qui, ho fatto una serie di telefonate per dire a che punto sta. Mi è stato detto mancano ancora alcuni dati di alcuni istituti di ricerca, dopo Pasqua avremo una bozza, però il piano energetico da almeno gli ultimi 4 anni che sono consigliere regionale, ne abbiamo parlato spesso in Consiglio regionale, ci sono solamente strumenti di programmazione che fanno una visione generale dell'energia. Ma è grave? A differenza, devo dire con molta franchezza, me lo sono studiato, della Lombardia, che ha fatto un piano di strategia a livello energetico. Ha fatto un piano ed è... tu lo stai difendendo Galan adesso però? Non è una questione di Galan o di giunta regionale, è una questione di realtà dell'energia in senso generale. Se serve un piano energetico regionale, noi dobbiamo dirlo, l'abbiamo anche detto in Consiglio regionale, non siamo assolutamente neanche indipendenti dal punto di vista della produzione di energia nel Veneto, perché abbiamo un deficit. Potremmo esserlo, però abbiamo un deficit. Esserlo, perché col gas, il petrolio e l'acqua che avremo del Bellunese, scusa, potremmo esserlo. Beh, sì. Potremmo esserlo, anche sull'idroelettrica. Sì. L'idroelettrico però, correggimi ingegnere Piccoli se sbaglio, non può dare un differenziale tra produzione e consumo di un meno 45% nel Veneto.